Erano 7:30, ho sentito un colpo, sono uscito sulla porta e ho visto la macchina fermarsi e la bambina caduta per terra, sì, di fronte alla chiesa. È questa la scena che si trova davanti Massimo Bottega una volta uscito dalla sua storica macelleria di via Marconi. Sull'asfalto c'è anche lo zainetto dell'11enne, travolta poco prima sulla provinciale da un'auto che procedeva in direzione di Follina. La bimba stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali per andare a scuola. Sono corso lì e ero incosciente in quel momento, sì. Poi le mamme di altri bambini che venivano a prendere il pullman mi hanno detto per cortesia andavo a chiamare i genitori e sono andato. La famiglia infatti abita a poche decine di metri in linea d'aria dal punto della collisione. Sono attimi concitati. Mi sono fatto coraggio, le ho chiesto perché la bambina era caduta e è venuto su di corsa. Le mamme degli altri alunni che avevano preso soccorso con la signora che guidava la macchina. L'apprensione generale, vengono immediatamente allertati i soccorsi. A Lago si trattiene il respiro finché la bambina non ricomincia a parlare. Arrivano sul posto i sanitari del SUEM 118 supportati dall'elicottero di Padova, da lì il trasporto d'urgenza in ospedale a Treviso. Mentre le indagini vengono affidate alla polizia di Vittorio Veneto, le notizie che arrivano dal Cafoncello sono rassicuranti, si parla di qualche frattura e contusione. Speriamo bene perché 11 anni insomma.